Del Menegazzo sono. Menegazzo? Alfredo. Di che classe sei? Dell'8 sono. 1908. E aspetta, casa mia vendevo un poco. Vale, quella qui. Ecco, e ora mi dice in cosa consisteva sta asta? Dove la facevi? Ah, in comune? A Pederoba? Ah, Unigo, in A comune. Unigo. È un comune diverso Unigo da Pederoba? Sempre stesso. Le Pederoba, ma il comune è qua, Unigo, che sono 3 paesi. Ah, ho capito. Colo, Non so. è Unigo e Pederoba. A me pensava che fosse a Pederoba invece pensava. Ah, le Pederoba, il comune è Pederoba. No, niente, si mette qua perché il rumore della macchina. Fermo qua. E quando, in che stagione veniva fatta sta asta? In primavera o in... No, di luglio. In luglio. Come pensavo? In agosto sarebbe dire. Si serili in agosto. Ah, Si serili. in agosto, di luglio. Di luglio veniva fatta, luglio. ecco. E fino a quanti anni fa la faceva sto lavoro? Fin da 10 anni in giù. Solo? Fino al 1970? Ancora prima gli ha fermato. Eh. Sì, prima ancora. Perché l'ha fermata? Perché dopo non è pindata là, non ne ha pigne su lì. E allora gli ha fermato. Ecco. E quante persone che era che partecipava a sta asta, per ste prese? Su 50 cose che era prese, era 50-60 persone che ne ha. O che ne era di più o ne manco di persone? Perché che era che restavano anche senza? Tanti restavano anche senza o pochi? Perché erano andate là, allora. Ho capito, ma cioè mettiamo che era 50 prese e era 50 e prese? Sicuro, non erano andate più perché di tutto il lungo piano da Fenara andare fino al ponte di Dio. Da Fenera al ponte di Vidor. Questo era grave? Grave? Come che c'è meglio di preciso? Grave o... grave non dite. Il Piave era È il Piave o a Piave? Il Piave? Mai detto a Piave? No. Ho sentito dire qualche dunque diceva la Piave. Il Piave? A Piave. Là, il fiume Piave, il Piave. Ma in dialetto vostro, cioè... E prese era 50? 50-60, come che era perché non era di grande, che non era di piccole. Ma non era un numero preciso, non si ricorda? Non mi ricordo, mia guida. 50 prese da Fener a Vidor. Cioè tutta sta zona dei grave. E dentro ste grave perché ora... mi dica. La mela di qui a Melava è la Piave. Ha visto che dice che io la Piave. La mela di qui a Melava è il bosco. Guarda che l'hai che... Era di sta grave, cosa che era dentro ste grave? Che roba andavi a tagliare? Perché era tanto richieste sono queste prese? Richieste per fare le stroppe. Perché mica ho letto solo sto tocchettino, ma è stroppe. Ti riesci? Sì, l'era scarsa allora devi. Allora di qui anni era scarsa e io voglio anche una stroppa. Ma che era solo stroppe? Stroppe, anche pioppi, tante piante. Ma ora su ste prese, cosa potevi tagliare? Solo stroppe o anche... Le stroppe solo. Solo stroppe. Anche legni figli. Ma ora chi ti la venga? Chi ti taglia le legni? Busnarole, Le busnarola si taglia, dopo per l'altro anno ora viene sulla stroppa giusta. Come sarebbe le busnarole? La legna che resta là, che si abbatte via, sta tronco. Dopo andiamo via la bassa, che viene sulla stroppa giusta. Allora viene tutte belle... Stroppe. Ho capito, ma non era per fuoco, insomma, per fare fuoco. No. Era solo Poi di burrare sui forni, quelli che batteva via, tante che si là, che ne si portava via anche l'acqua. Ho capito, cioè non ho capito niente, ma non importa. Qui strassi di batteva via, poi l'acqua viene grande a portare via tutta. Ma ascolta una roba, lì era anche gente che lo aveva in affitto, ora sta grava, oltre che... Che neanche che aveva in affitto. E stesse prese. Sì, che era qui che ne aveva ora in affitto. E ora non tutto la grava no. a venire divisa. No. Alcuni le aveva in affitto, sempre dal comune. Onde che l'acqua non portava, sempre del comune, del coro, del magistrato delle acque. Il magistrato delle acque, non del comune. Del comune che la aveva fuori. Il comune la del gestiva, demanio, masseria del demanio. Ho capito. Là, tu del demanio. C'è tanto distante, ste grave che per poter andare dentro eventualmente fanno. Fermo qua come stai stampando perché non ho ancora capito tutto. E ora che era legne, su sta grava, che era anche altre legne o solo adesso le vedo comunque. Queste altre legne venivano ad operare sui forni da chi, che avevo detto? Da chi che fa pane, le vendevano. Qui che fa pane, il forno. I forneri
Non ho capito. Ma che tipo di legni ieri che altri? Che soprattutto... Ah, onere. O neri soprattutto? Sì, la roba da poco. Roba da poco. La roba non legna buona, ma insomma, Va bene, ora restiamo a sta cerimonia, sta asta che veniva fatta in luglio, si ricorda, in luglio. Si ricorda però se era luglio o agosto, non si ricorda. No, agosto no, agosto era finita battaglia via quasi. Ecco, ora che giorno era di luglio? All'inizio, alla fine, dopo aver trebbiato il frumento, si ricorda? Avevi il frumento qua? Si sa. Era prima o dopo del frumento? Prima o dopo di aver trebbiato il frumento? Prima andai all'asta quando era piccola, dopo un mese, insomma, E ora non era in luglio che faceva l'asta? di giugno andai all'asta. Prima del frumento ora? Sì, di giugno andai all'asta. In primavera era come chi dice ori? O in estate? Di sta, insomma. Si taglia il frumento in giugno. Era Giugno, prima giugno. di tagliare il frumento, appunto, ma era prima del giugno Sì, o dopo? Prima che faceva sta asta, non si ricorda? Andai all'asta prima. Di giugno, no, prima a metà di giugno di sta andai all'asta. Non so bene. Prima che le venisse buone poi andai all'asta. Perché le buone, quelle alla metà, gli ultimi ricordo. È sempre stroppe ora, Stroppe. non altro materiale, No, stroppe. prevalentemente stroppe. Come Come che così, no? come che c'è meglio? Sacche gli chiama. Sacche. O altri nomi ancora che avevi? No. No, anche che sono le... Non che sono le quelli. Anche stroppe qua un io. Che la roba sacche. Ah, devo dire, quindi casato nomi diversi. Stessa roba. Sì. A Beolin parleranno di fa, siete sacche in calori. Sacche, però ma sempre stroppe che siano anche quelle che le serve per pagare queste vide? Sì, quelli. Che ti fai struppioi come si chiami? Sì. Più piccoli come si chiami? Sacche piccoli come si chiami? Struppioi. Struppioi. E allora di là il piano dove che veniva la merosetta, la moglie, no? I zenghetti che chiama, a quei struppioli lunghi così. Guarda la prima volta che ho sentito. No, le chiamiamo stroppe. I zenghetti che chiama, quei struppioli, non ti struppioli. E loro i zenghetti. Che sarebbe sempre quelli che si dica, Sempre. che si può incaricare. Ecco, ma con gli stessi, con gli stessi che si dica su per qua, per vivere, si faceva anche questi lavori dei cesti. Sì, con queste. Sì. E fa anche se stai piccole, grandi, di tutta. Perfetto, ora vedi che... A Beolin era 50-60 che lavorava chi ha mi dice ora era in giugno e ora dove vi trovai? Sull'aula del consiglio? Sull'aula dove che si trovava? Si veniva chiamato in comune? Sì, ma su quale posto del comune andavi? Su una scuola o proprio dentro il municipio? In comune sono. Dove che... Su una stanza là in comune. Ma non dove che si trova il sindaco di solito, il consiglio comunale, no? So che dove si riunisce il consiglio comunale, no? No, entro su una stanza là in comune, sempre in comune. Una stanza del comune. E ora era di mattina o di sera? Di solito di mattina. Di giorno feriale o di domenica? Di domenica niente. Di giorno feriale? Perché erano anche impiegati ora. E chi c'è che lo gestiva? Chi c'è che comandava sta asta? Era un assessore, un impiegato? Era il del comune, il sindaco. Era proprio il sindaco in persona che veniva? Il sindaco no. Veniva il sindaco presente ora? Mi crede sì, non ho messo bene. Ma si è capito che era fin 20 anni fa solo, non si ricorda. Come pensare? Che era anche il sindaco? Di qui da comune, insomma. Ecco, chi è fuori stata, no, forse che non era il sindaco, non era come io non queria mai pensare insomma che fosse diventata una roba che uno che interessava, era sempre perfettamente. Ma siccome è una roba abbastanza curiosa, nel senso che questa divisione della terra comunale, non propria, non proprietà privata, dicevo, non era in tante parti, insomma. Una volta nel Medioevo sì che era queste robe, ma era un ricordo del millenni, del centinaia di anni fa, insomma, che adesso si è finito. Allora cosa fa dopo un libro? No, si è già fatto, veniva a fare un articolo sulla tribuna di Treviso. Si ricorda della prima guerra mondiale. Cioè, 17 di dopo. Aveva 10 anni? Ecco, lui che aveva 10 anni, come si stava qua in zona? Tutti contadini era. Ecco. Non era fabbriche, niente qua. Dopo Caporetto cos'è venuto i soldati qua? Qua gli italiani... Mi sono profu. Ah, io non so. Dove? In Piemonte. E come che avevo fatto? 18 mesi. Sono stati via la nostra famiglia 18 mesi. Come è successo che siamo andati profughi? Qua era la prima linea. Qua che non era qui altri. Ora stai miliardi io a Piave. E io sto proprio sta casa qua. La fabbrica, no, vabbè, ecco. E ora è venuto i soldati, vi ha detto via tutti? 18 mesi sono stati ma via. vi ha detto qualche uno in via o sì? Altro che via. Tutto il paese qua sono stati via. Tutti i paesi I qua. vega ordinari insomma. Via, io ti dico via.
E ora perché siete nati proprio in Piemonte? Perché non ho capito un posto andare. Chi doveva trovare il comune? Vi si messi d'accordo con altri No, amici? le nostre famiglie mi pare che loro soldati in scala là che un posto sono nati dentro per là. In Piemonte, dove? Su che paese? Si ricordi? Oh? In Cisa Belbo sono andata, provincia di Alessandria. In Cisa Belbo, Provincia di Alessandria. sul fiume Belbo anche. Nel fiume Belbo. Sul fiume Belbo, Santo Stefano, Belbo, Canelli, che paesi ha? È stata anche là? No, conosco, mi piace chi portiamo. Vin buon moscato. Tutto moscato. Quello buono, vero? Meglio di qua? Meglio di qua io fa. E come vi si passare ora come profughi? Su una... Vive questo sussidio. Ah, con sussidi, vero? No, Quanti di eri in famiglia, Valtteri? no, di era una famiglia grossa, si era in 25-26, si era. Poi era 4 fratelli, tutti quanti, 2-3 tornati a Roma. Sono scampati via. 4 fratelli che vivevano su sta casa, mezzadrile, ora, ieri mezzadri, In affitto si era. in affitto, di chi? Dai, opere P. Opere P, di Pederoba o di Treviso o di chi? Opere P di Pedroba. Pederoba. Quanti campi lavoravi? Valtteri? Se era ora, c'era qui, 20 campi. 20 campi, e chi sarebbe un campo trevigiano qua, sempre 5.000 metri, Sì, cioè sì. 10 ettari. Tra boschi. Ah, Tra boschi. pochi era 10 campi, Ah. 10 ettari solo, 20 campi, pochi era. Qui si aveva. E bosco, dove era il bosco? Là davanti quel muro lì, un Ah, quello era. Che bosco di cosa seo quello? bosco, piante, Sì, ma di che piante? No, non eri sul piano, abbiamo visto qua, cosa che era? cassi, piopi, Ah, cacce, piope e dopo? castagnati, Castagni, matti o boni? dei matti e dei buoni, di tutte le sorti. Boni erano incalmai o ora quei boni? Quei buoni erano incalmati, adesso sono morti tutti al cancro. Ah, quei boni. Ah, E quei tutti. matti invece? Niente anche qui, nati tutti. Tutti pieni di cancro, finiti. Di incalmarli qui ormai, basta. Perché bisognava incalmarli, chi c'è che li incalmava? Sì, che Era dei me... buoni. Che non era di buono. Infatti Fredo, no? Che non incalmava me. Tutti si E incalmano. dove tu avevi la razza buona di incalma? Di quello incalmava. Da dove lo toevi? Tagliare via sulla punta di quell'altro. Ma era sempre una specialità della zona qua, sto castagniere che incalmavi sì. altri? O venivi da fuori da Toscana? No, adesso qua. Aveva un nome particolare? No. Niente, da incalmo, castagnere da incalmo. Castagnere da incalmo. Non aveva un nome particolare. Ho capito. E oltre a castagneri, a cacce, piopi, che altri tipi che era pini anche su dea, no? No, pini. Roveri, Roveri sì, qualche pianta. grossi, cei. Le grandi c'è gliela tutta. Ogni quanto tagliavi sto bosco? Ah, ma tipo di di lavori? 15-20 anni? Ogni 15-20 anni tagliavi a zero? No, bisogna stare piante. Quante piante assavi? Oh, no, non so quante che No, sono. vuoi Una di dire- qua, una di là. Ecco, che era un metodo particolare. Bisogna starle. Ogni quante piante assavi? 10 metri quadri. Ogni 10 ore, metri quadri si crea una pianta. Sicuro? Perché non era varia forestella? Ah, perché gli era controllato ora. Sì, bisogna starle. Ogni 10-12 metri ora assavi una quadrati, cioè una pianta. Sì. Sì. Beh, qualsiasi pianta o poi qualsiasi purché pianta. fosse una. Sì. E poi solo ogni 10 anni tagliavi, ogni 15 Ogni 15, 20. non era un limite. No. Tagliassi. Quando che se un po' qui ne fatta sen via, è bene finito. E come avevi bisogno di legni appunto, come facevi? Come avevi bisogno per l'inverno, vuoi dire? Se ne batteva via l'inverno, Che pochettino insomma. allora che mi partiva tutte le estate, arrivare un altro anno. Ma era il taglio che era diverso fra il taglio per l'inverno, diciamo, e il taglio generale del bosco. Non capivo mai. No, Erano due robe diverse? è sempre qui la roba. Ogni 15 anni tagliavi tutto. Ogni 15 20 Anche 7 anni. anche 7-8 anni. Sono questi qua. Oh, quello se qua che ho fatto via quei piccoli o no? 7 anni questi. Ho capito. Allora, se roba da pastella, no? Da brillare, loro stanno là. 20 anni sparli. Ho capito. E non so che ogni anno andassi a tagliare. Insomma. Molto questa, qualche anno, qualche questa. Quest'inverno qua le fa un bel colpo anche per quest'anno che viene. Ho capito. Allora, quando è che si aveva tempo? Ho capito. Ora questo è il bosco. E oltre al bosco, su sti campi, cosa che avevi? Bosco, quanti eri campi del bosco su 20? Se ne aveva tanto, se ne aveva 7-8 campi. Su 20? O Sì. più dei 20? Oltre ai 20 campi che avevi 7 del bosco? No. Sui 20 campi che lavoravi, 7 erano del bosco. Del bosco. Un po' che qua, sì. E fen,
E qua in basta. pianura cosa che avevi qua? Perché il bosco era Le vive, panoggi, vive per noci. che Quante vacche che avevi in sta all'epoca? Della prima guerra? la primavera, anche 8-10, sai che no? 8-10. E che stavi dentro quel film? Era sufficiente per 8-10? Se non batteva, vedo che comparlo. Lo compravi? Dove andavi a comprare? Monte Beuna, non so, dove No, andavi? no, sempre che lo vende. Ah, non al mercato. No, no, no. Dove andavi? Compravi? E in quanti eri in casa che ha detto 25-30? Sì. C'era tanti nomi. In Menegasso, una grossa famiglia. Sì. E sempre col capo famiglia, però di casa che era... Io come... Meno nulla lo capo famiglia. E insomma a un certo punto si è andati 18 mesi, sta Stati incisa, via, la qua. incisa Belbo. È inciso bello. E là come col sussidio solo, oppure facevi qualche lavoro anche? Io non so, c'è. E gli uomini grandi erano soldati. Io soldati. E il nonno invece si era con giù. Sì, il nonno cosa faceva, quello era vecchio. E le femmine cosa facevi? La guardare ritornata. E basta. Cioè, Catana non è che- carrita in affitto, là, il comune la catava. Gli era dei contadini o dei operai? Di chi è? Dei contadini, gli operai. Non no? so che aiutassi, vuoi dire, sui campi là. Quanti anni avevi tu fino allora? Ne avevo 10 anni. Capito? No. Su 10 anni. Gatti mio fratello era piccolo, no? Io gli ero più grande io. Eh. Quanti fratelli che ho detto che era? 4. 4 fratelli. Ho capito. E così ritornai qua, come che vi ho trovato? Era? Tutto strano. Cioè, Casa tratta o? senza casa. Sì, niente. E gli E alberi, mi ha una baracca al governo. vi ha dato una baracca. E danni di guerra vi ha rimborsato dopo? Non ha niente. Come niente? Non mi ha niente. Chi ne ha dato? Chi niente? Come niente? Che ha dato a tutti i danni di guerra? No. Tanti che con terra sono bene parti a No, i no. danni di guerra. No, sì, no, vabbè. no, non c'è niente. Come mai? No, che ne chi ne ha già fatto, non ha niente. Ma perché non vi si fatti avanti? Perché siamo fatti avanti, c'è ma stato se dei lui ha- brogli? Cosa pensavi altri? Di tutti ne ha. Adesso si è passato tanti anni, se può dirlo. Secondo Valtri, cosa c'è stato che non capisce pa i danni? Non lo so, dimmi cosa che fa il comune. Non capisce pa, insomma, danni. No, non c'è niente. Legato a arrangiarvi. Sì, non c'è ancora. Se pare, se venivo a casa, soldavo, se... Si sa che le mie scale. Sa, cioè, sa, questo è una cosa che vi ho fatto ora. Arrangiavi, meglio che si poteva ancora, impiantarsi sulla terra ancora. Loro non erano mia lavoria. Loro non erano a mia fabbrica che neanche qua. Bisogna mangiarsi sulla terra, bisogna vivere qua. E sua baracca e via. Si tornai in inverno come era che si tornai? Sono tornati, 18 mesi. dell'autunno sono tornati. E quindi il primo che passava un inverno in baracca, insomma, Altro che mi vanno, O anche dopo. dopo. a casa, dopo quanto tempo avessi fatta? Dopo tanto tempo da pareggiare, una stanza alle case. Per aiutare il comune dopo era pareggiarla, per aiutare Il governo aiuta. ecco, l'ho visto, ora capisci, fa qualcosa. Ma insomma tutto per aria a baracca, e a casa, e i campi. Non tocco è andato a loro, un tocco restava in piedi, ma era disabitabile. Vi era bombe, tocchi potaci sui campi, Dappertutto in era. pericolo ogni tanto ne esplode. Sì. Di più un portato via, ma non c'è parla via, là. Ne sapeva. In casa vostra qualche dunque è successo? No. Guardate, No. siete stati fortunati? No. Sulla vostra terra come vi ho fatto a bonificarla ora? Nati avanti in io, insomma, se si cadeva qualcosa, se voleva mettere in parte. E dopo veniva a portarle via. Chi veniva? I I militari. soldati stessi? Vengono me e poi veniva lui. Non capivo. Non so dire tante robe da dire su sta bene. Insomma avessi dati da fare, dopo se ricordi altro di quel periodo era, come gli eri a mangiare qua? Cosa mangiavi che non avevi lavoro, che a campagna gli era tutta E la roba? campagna. Il governo aveva fuori arancio. Ah, vedava, Era un pasta al giorno. dove vi portavi da mangiare? Non è che gli importava, se ne a torsera. E veniva tutti in posto. Dove andavi? In comune, qua, a parlare, non è che gli via. Il forno era per un soldo, bisogna andare con la tessera. Andavi qua a tessera e forno. No, tessera. Carne, pane, Tutta. Cosa vedavi ora? Forno, da mangiare Quel che- pane e dopo? Quel che vorrete via, quel po' che ti può dare. Non capivo. Così lei era. Via Millini, che numero per sapermi regolare? 22. 22. Classe 1908, che non vai a sbagliare. No? Sì. Dai un soprannome qua. Con il suo con soprannome.
Caldo. Caldo. Si chiama Caldo, soprannome. Soprannome? Menegato. De nome. Menegato. Cortelato, mi faccio vedere il cortelato. Ah, c'è diverso qua dai nostri. Che alberi, cosa potevo tagliare questo qua? Tagliare una legnana. Grossetta come questa, come questa? Dove lo comprei un cortelato? Guarda che bello, In cioè. piazza? Ma questo qua ha avere i suoi anni però. Con là, quei là. disegni così da. Sì. Allora ha fatto un guarda a corrida. Da corrida. Chi sei questo? E l'acqua, chi no? E so chi dà la corrida, che ha il maio. Filata. Io so che sì. Ma quanto tempo fa l'aveva fatto questo? E sarà 6-7 anni che l'ha. Ah, già fatto via quasi tutto. No, no, è bene, dura me. La sembra buona? È dura. Ma se non conta niente. Ma è per tagliare stroppe, andavi con questo? No, con la forbice qua. Qua, forbice a bruscare. Sì. Sempre questa. Come c'è me questa forbice? Se le forbice di mano. Voltiamo qua, aspetta che dopo. Forbice, dai un nome, forbice, Forbice Davide. forbice da dire. Davide. Un altro. Da? Bit. David. Davide, insomma. David. Sì. E quello era l'unico attrezzo con cui tagliavi queste Sì, stroppe. ma se le massa grossa, e questo batterle via. Che sei corteato. Ah sì, allora Una volta tagliai dopo le stroppe, cosa che facevi? farle fuori. Tirare i stroppioli a liare qua dopo. Ecco, e cosa c'è che vendevi, Valdi? Cosa vendevi? Le stroppe grosse, fine, come? Guarda che se venire, le stroppe mi Corea Cioè, entro per le vite. sì, questi per le vide, ma per quel lavoro che dopo che davi a Bigoin, qua gli eri richieste? Alle quelle che ne sul chiave, stroppe, no queste qua. Un'altra allora. Un'altra qualità quelle. Le sacca questa e sacca in capella. Perché altro che le differenti di qui. Già, ma prima mi avevi detto che è le stesse che dopo il video però. No? Quella no è. No. Lei è una stroppa perché la crepa sta qua non la crepa. E quindi la crepa. Queste, però, tieni le piavate per farlo tutto. Quindi le crepa. E tutte e due si chiama? Come si chiama tutte e due? Tutte sante. Tutte e due Una e sante. l'altra. Quindi, Per quello. però queste sono quelle che non si piede, Non le crepa. E quindi le crepa. non capivo. Ma sei le salice o la del Sai segliere? che matta. Ma invece queste salice. Non è questa qua, vero? E se vede, ora mi adesso basta che vai a vedo la differenza. Il vero. Perché queste più rosse e queste qua. Queste sì, pilose, quelle pilmore. E che altre di nere? Nere quelle. Quelle da dimini. Non quel va fuori. La sua strada là, aveva fuori un pocchetto onde che non riesce più a macchina va, non vede sa che ha altre cosine. Le vede. Ovvio. E quanto mettevi a sugare dopo quelle da vimini? Quelle per i vimini? Asciugarle? Prima che venga. Quando che le pelare alla sera col sole le sughe, le secche. E ora avanti una volta tagliai qui, Sì, con per- cosa tagliavi qua? Forbice anche qui? Ah, un po' bella, brutta. O qua britola? Una brutta, tagliarla. E dopo gli metti su un No, ma dall'albero, con cosa tagliavi? Un po' bella con una forbice, una britola, un po' bella, una rondola. E dopo mettevi dove per sugarsi? Quando che le pelare, cosa in terra? A sola. E le si Sono un po'. Sono bastone. Sul cortile dove? Che sole le Come si sughe? chiama? Sul cortivo. cortivo. Solo un albero, solo un travo. Così, Sempre se la sta branca, la via la sola. E peavi immediatamente perché sennò si su. Se no E vuole. portavi a casa da presa, e portavi a casa Allora sì, io voglio. e si peava subito. E dopo quanto tempo che davi ai. Allora là, un mese. Dopo un mese? Io Gagliare che non parla. un giorno particolare che andavi ben tagliarle con una 40 roba del No, genere? no, là sempre con bagna la palla. Non guardavi a luna, No, guarda. no. Questi sì. Questi sì, va là I una. stupioi sì? Perché? Che luna guarda di questi? Che cresce la pianta, se no amor abbattale via in calar de luna. Non lo capivo. Se abbattale via tagliare in calar de luna. Ah, per bruscare queste? No, a salgarla. Per la pianta perché la si mantiene. Ah, Vuoi tagliarla in crescere de luna. in presa di luna, quella per le vide, questo per le vide. È stropperrese, non so che. È tutto per la pianta. Però stropper e fai caroi. Se te fai. In crescita. Non per mantenere la pianta. Che la pini, cresce. Però dopo la sua stroppa che bisogna fare, no? Devi incalare. Perché lo fai il caroi? Sì, ma ora se mi dice che prima tagliai in crescita, non ho capito, ora cosa tagliai in crescita? Guarda che la luna cresce, allora la pianta Sì. quella non mor più. E se si taglia in calar de luna, al mor quella Per tagliata. amor la pianta.
Devo tagliarlo in crisi. Questi qua, sto Sì, guarda. hai capito dentro di dietro altri? Io mordi per da secco, allora. Non mordi un dio secco. Qui in crescere dell'una. Andalo lì, Anche le vite, anche le vite buscare in crescere dell'una. buscarle sempre quelle che sono, ma tagliarle sempre in crisi. Che differenza c'è fra tagliarlo o buscarlo, scusa? Ah, Che differenza c'è? Che serve per le vite? L'idea è in crescita di luna. Allora la pianta non morra. E fa il cariol quando però? la sua aria della pianta e l'aria della sua pianta no, deve fare il carone dopo. Perché fa il cariol? Cosa vuol dire cariol? È un bisso? Sì, è un disco, fa tutto il tabacco, tutto il Anche questo. Ora perché ora lo taglia? perché la luna l'incalara, Perché non lo tagliamo in crescita? e allora vorrei incalarlo ora, perché non fai il carone? Ma ora perché tagliamo Ma in la crescita? pianta, Ma perché tagliamo in crescita? perché la sua pianta non ha nuria, ma deve morra a incalarla l'una. Sì, ma se mi avevi detto che... perché no, altrimenti? Ma se fa il cariol... Questa è la pianta, La fa meglio un altro anno, ancora adesso. perché la vive, e se no io la va... Perché la pianta vive bisogna tagliarla in crescita. sì. Stavo devi mordire secco, è nato qua a battere via, ti dimordi.